Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Oggi percorreremo la A27 nel suo tratto tra Conegliano e Ponte nelle Alpi, corrispondenza della fine dell'autostrada. Ci troviamo in questo momento negli ultimi 3 km dell'autostrada A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, appunto nei pressi di Conegliano, in avvicinamento all'allacciamento con l'autostrada A27 Venezia-Belluno. Siamo in questo momento al chilometro 47 dell'autostrada A28, segnaletica verticale di preavviso. Stiamo proseguendo dritti sulla sinistra, l'uscita per Conegliano, rimanendo sulla destra all'allacciamento con l'autostrada A27. Riduzione del limite di velocità. Ci troviamo in questo momento nel territorio comunale di San Vendemiano. Chilometro 48 e arriviamo di fatto all'allacciamento con l'autostrada A27, proseguendo sulla destra. Sulla destra, direzione Belluno, quindi direzione nord. Immissione in carreggiata, autostrada A27 Venezia Belluno, direzione nord. Entriamo in corrispondenza del chilometro 42. A 2 corsie, l'autostrada caratterizzata da 2 carreggiate separate con 2 corsie per senso di marcia nel tratto nord tra Conegliano e Ponte nelle Alpi, invece 3 corsie per senso di marcia nel tratto sud tra Conegliano e Venezia. Territorio comunale di San Fior. Oggi è sabato 23 luglio 2022. In questo momento sono le ore 11:32, la temperatura esterna è di 35 gradi centigradi. Prossima uscita Vittorio Veneto Sud, tra poco più di 7 km. Vedete, la giornata è comunque abbastanza umida, c'è foschia di umidità nell'aria. Le temperature di questi giorni sono piuttosto elevate, mentre arriviamo al chilometro 45, prossima area di servizio Cervada, tra poco più di 4 km.
A27 che collega appunto Venezia e Belluno, pressi della località Ponte nelle Alpi, detta autostrada d'Alemagna. Un'autostrada che acquisirebbe senza dubbio maggior funzionalità se venisse prolungata verso nord, mentre transitiamo sul viadotto Cervada. Prolungamento verso nord che ha una duplice soluzione. La prima è quella di prolungare semplicemente verso il confine austriaco, la seconda è quella di prolungare riallacciandosi all'autostrada A22 nei pressi di Bressanone. Questo è un prolungamento piuttosto lungo che consentirebbe però di creare un secondo corridoio sempre attraverso il Brennero, ma che permetta di alleggerire il flusso di traffico sulla A22 e di deviare prima il traffico diretto verso il nord-est. Un'altra soluzione per ottenere più o meno la stessa cosa è prolungare semplicemente l'autostrada della Valdastico A31, per la quale peraltro il prolungamento è stato progettato, attende l'eventuale inizio dei lavori che allo stato attuale non si sa ancora quando sarà. Mentre arriviamo al chilometro 49 con l'area di servizio Cervada Est sulla destra, territorio comunale di Conegliano. Chilometro 50, mancano 27,5 chilometri per Belluno. Belluno che tra i 7 capoluoghi di provincia della regione Veneto risulta il meno popoloso. Capoluogo di provincia Montano, il cui territorio interessa la parte settentrionale della regione. Più popolosa del Veneto, anche se di poco, risulta la città di Verona. Seguire Venezia e a seguire ancora Padova. Tanto ci avviciniamo all'uscita di Vittorio Veneto Sud, mentre sono segnalati, ma ne ero già al corrente, 2 chilometri di coda in corrispondenza della fine dell'autostrada, con appunto dati probabilmente dal traffico vacanziero che cerca di raggiungere le località di montagna. Il video di oggi terminerà probabilmente proprio in corrispondenza della suddetta coda. Tanto allargamento della carreggiata a 3 corsie, momentaneo per qualche chilometro, in quanto questo è un tratto in salita. Viadotto Ca' Denardi, 239 metri. Siamo nel territorio comunale di Vittorio Veneto. Viadotto Ruio, 411 metri.
Prossima uscita Vittorio Veneto Nord tra 4,5 km. Tanto sta per terminare il tratto di carreggiata a 3 corsie. Rientro, fine della corsia di destra e si ritorna a 2 corsie. Galleria Montebaldo 1828 metri. Galleria Montebaldo, viadotto Longhere 916 metri. Vedete sulla destra dello schermo l'autostrada che prosegue con uno sviluppo prevalente su viadotto, questa zona che lambisce centro urbano di Vittorio Veneto. Avvicinamento uscita Vittorio Veneto Nord. Mancano circa 24 km alla fine dell'autostrada. Valdobbiadene, località famosa per il prosecco, raggiungibile dall'uscita Vittorio Veneto Nord. Tanto si vede chiaramente lo sviluppo dell'autostrada davanti a noi, mentre passiamo in questo momento Vittorio Veneto Nord, autostrada A27 d'Alemagna, direzione Belluno. Arriviamo al chilometro 59, viadotto Meschio 120 metri. Ricordo che sono segnalati 2 km di coda in aumento, corrispondenza del termine dell'autostrada, mentre arriviamo al chilometro 60, viadotto Restello 2100 metri. 2 km in aumento in corrispondenza della fine dell'autostrada all'allacciamento con la strada statale 51 d'Alemagna. Prossima uscita Fadalto, Lago di Santa Croce, tra poco più di 5 km.
chilometro 62. Del viadotto Restello, Galleria San Floriano, 207 metri. Viadotto Fadalto Est, 3485 metri, notevole lunghezza questo viadotto. Mentre ormai il paesaggio è diventato definitivamente montano, sempre nel territorio comunale di Vittorio Veneto, 2,5 km alla prossima uscita Fadalto, Lago di Santa Croce. Chilometro 65, mancano circa 17 chilometri alla fine dell'autostrada. Stiamo sempre transitando sul viadotto Fadalto Est, circa 3 km e mezzo di viadotto. In avvicinamento uscita Fadalto, Lago di Santa Croce, Alpago, Cansiglio, tra le località raggiungibili dall'uscita Fadalto, Lago di Santa Croce. Questo momento sulla destra. Chilometro 67, Galleria Fadalto Est, 1016 metri, mancano 10 km all'uscita Belluno. Galleria Santa Croce Est, 339 metri. Segnalata curva pericolosa a destra con riduzione del limite a 90 km/h, mentre mancano 8 km e mezzo all'uscita di Belluno. Lago di Santa Croce alla nostra destra non riesce ad entrare nell'inquadratura mentre transitiamo nel territorio comunale del comune, scusate la ripetizione, di Alpago.
Arriviamo in questo momento al chilometro 70, imboccando la galleria Cave Est, 3153 metri. Notevole lo sviluppo. Tra le gallerie più lunghe della rete autostradale. Chilometro 71. Siamo di fatto entrati nel territorio comunale di Ponte nelle Alpi. Stiamo percorrendo la galleria Cave Est, che costeggia nella parte occidentale il lago di Santa Croce, mentre mancano circa 10 km alla fine dell'autostrada. Tanto vediamo la luce in fondo al tunnel, prossimità dell'uscita galleria Cave Est. Arriviamo al chilometro 73, mancano poco più di 4 km all'uscita Belluno. Paesaggio diventato decisamente alpino, temperatura esterna 29 gradi centigradi, ore 11:51, sabato 23 luglio 2022. Vedete le cime delle Alpi. Ancora innevate, viadotto Maggiore Est 30 metri, viadotto Pont Est 184 metri. Arriviamo al chilometro 74, mentre ci avviciniamo alla barriera di Belluno. Viadotto Vic Est 195 metri. Chilometro 75. Viadotto Schiette Est, in avvicinamento uscita Belluno. Addirittura qualche goccia di pioggia. Ponte nelle Alpi, Feltre attraverso la strada statale 50, Nevegal a Gordino, le Dolomiti e il Parco delle Dolomiti Bellunesi, raggiungibili dall'uscita Belluno, mentre transitiamo nella galleria Paraschegge, uscita Belluno a fine tunnel.
quasi alla fine dell'autostrada A27 in questa percorrenza della Valle del Piave, autostrada, mentre transitiamo sul viadotto Ponte nelle Alpi, 1348 metri, autostrada che si allaccia direttamente alla strada statale 51 d'Alemagna, mediante la quale è possibile proseguire verso nord, incontrando la località di Longarone, tristemente famosa per il disastro del Vajont, arrivando sino al Cadore e alla località famosa di Cortina d'Ampezzo. Chilometro 79, ho fatto ultimi 4 chilometri di autostrada. Segnalazione della coda al termine dell'autostrada, coda da visibile in questo momento. Mentre arriviamo al chilometro 80, precisamente in questo momento, e dovremmo quindi affrontare questo tratto di coda più di 2 chilometri che ci allaccerà alla strada statale 51 d'Alemagna. Direi che sia più opportuno far terminare qui il video di oggi. Io vi ringrazio come sempre per la visione. Se non avete ancora appagato la vostra voglia di autostrade, potete seguire, guardarvi uno dei numerosi video presenti sul canale. Se vi va, lasciate un like, iscrivetevi e ricordate come sempre, drive safe.